questo, è per Cristo, è per Lui, è a Lui. Perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. Chiaro, Egli verrà, Egli verrà. Lui è sovrano in potenza, Egli verrà. E al dominio di ogni cosa, Cristo verrà. Egli verrà, Egli viene, Che ha un tempio rinnovato, può alzare di più la sua voce. portando la sua ricompensa, Egli verrà. Lui è sovrano, Lui è sovrano. E al dominio di ogni cosa Cristo verrà, portando la sua ricompensa, Egli verrà. Egli verrà, e al dominio di ogni cosa Cristo verrà. Dichiara Cristo, è Cristo, è per Cristo che io sto spendendo la mia vita. E con allegria, Signore dei miei giorni, è Cristo. Tutta la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni, è Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni, è Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni, perdendo tutto per amore con allegria, perdendo tutto per amore con allegria, perdendo tutto per amore con allegria, per te. Amen. Amen, gloria a Dio. Che possiamo veramente, a partire da oggi, cominciare a vivere qualcosa di nuovo nella nostra vita. Fratelli, questo non... Se voi comincerete a vivere un nuovo tempo per il vostro tempio dello Spirito, a me personalmente non ne verrà niente. A mia moglie non ne verrà niente, alla Lode non ne verrà niente, ma per voi cambierà tutto. Cambierà tutto. Che Dio possa sospingerci sempre di più a vivere questo nuovo tempo nella nostra vita e che noi possiamo prendere
questa responsabilità, la possibilità di vivere questo è solo per te. Tu hai la possibilità di prendere questa decisione, nessun altro ce l'ha. Amen. Amen. Gloria a Dio. Possiamo accendere le luci, stiamo per terminare. Non è vero in realtà, dobbiamo festeggiare ancora i compleanni, dobbiamo finire il culto, ma dobbiamo anche, prima di terminare, fare gli auguri alle mamme, perché domani è la festa della mamma. Festa della mamma! Quindi vogliamo invitare tutte le mamme presenti in sala qua davanti. Albi, puoi chiamare i bambini per piacere? Tutte le mamme, mammais. Penso sì, perché se devono venire i bambini, no? Quasi, quasi non è rimasto nessuno, eh? Dopo prendo loro, penso che il regalo lo prendiamo dopo. Mamma passano prima. Se i bambini hanno la loro mamma qua, possono andare dalla loro mamma, fare una preghiera. Sì, sì, anche tu bambino. Anche quella bambina là in fondo con gli occhiali può andare dalla sua mamma. Anche il bambino, sì. Anche quel bambino là in fondo, piccolino. Quello che... Dopo, quando finirà il culto, là dietro c'è una piccola decorazione per fare una foto, vicino c'è anche un armadio con un piccolo pensierino, un piccolo regalino per festeggiare per voi mamme, per festeggiare questa festa, quindi potete prenderlo e su questo pensierino c'è parte di un versetto della Bibbia che è Giosuè 1,9, in cui Dio dice a Giosuè di essere forte e coraggioso, quello che è stato predicato anche la settimana scorsa, no? E questo è un versetto che non è soltanto per Giosuè, anche se Giosuè era un uomo, è un versetto che crediamo sia molto giusto per ogni mamma, perché questo compito che Dio vi ha dato non è un compito facile, è un compito per cui dovete essere forti e coraggiose, ma questa parola che Dio diede a Giosuè è una promessa molto grande. Dio disse così: non temere, solo sii forte e coraggioso, perché io sono con te dovunque andrai. E questa è la forza che voi mamme potete avere giorno dopo giorno, sapere che in questa avventura che è l'essere mamma, Dio sarà con voi giorno dopo giorno dovunque andrete.
E se Dio è con voi, ogni cosa vi è possibile. Voglio chiedere ai pochi che sono rimasti seduti di alzarsi in piedi. Facciamo una preghiera per le mamme di questa chiesa, anche ai bambini, se i bambini possono pregare per la loro mamma. Qua la tua mamma lì, guarda. Amen. Preghiamo insieme per benedire le mamme di questa chiesa. Signore Gesù, mettiamo davanti a te in questo momento ogni mamma, Signore, di questa chiesa. Mettiamo davanti a te ogni mamma qua presente, coloro che oggi non sono potute essere qua, che questa preghiera raggiunga ognuna di loro, affinché, Signore, noi ti chiediamo che tu possa rinnovare giorno dopo giorno la forza di queste madri, il coraggio di queste madri, il coraggio di prendere decisioni che portano avanti una famiglia, la forza di portare avanti la crescita di questi figli e di queste figlie che tu hai affidato a loro. Sappiamo, Signore, che tu le hai scelte, le hai chiamate per nome per compiere questa missione e che non c'è nessuna meglio di loro per prendere cura del loro figlio e della loro figlia. Per questo ti chiediamo, Signore, ogni giorno rinnova la loro forza, rinnova il loro coraggio, rinnova il loro spirito e metti in loro questa certezza che tu sei con loro in questo compito meraviglioso e prezioso di essere madri che tu gli hai affidato. Noi come Chiesa siamo grati per ogni mamma qua presente, per le nostre madri, e per questo ti preghiamo, Signore, vieni a benedire la loro vita nel nome di Gesù. Amen. Auguri alle mamme! Festeggiamo anche i compleanni di questa settimana. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni? Compleanni. Ciao Enrico! Ciao! Come mi chiamo? Edward. Angelina. Qualcuno che ha compiuto gli anni insieme all'Angelina quest'ultima settimana? Da domenica scorsa a oggi? Compleanni. Nessuno compleanni? Amen. Dani. Anniversario di matrimonio della Dani di Marcos. Catrini, compleanno di Catrini. Qualcun altro che si stava nascondendo? Verdade, o Paulo não foi que sim? Paolo, Ele veio no mesmo dia que era. Ele faz no mesmo dia que eu, se eu vieni Paolo, per piacere. Allora, per piacere, siamo in chiesa, quindi noi sappiamo teologicamente che tutto ciò che è nascosto sarà rivelato. Quindi non cercate di nascondere i vostri compleanni, perché vi troveremo prima o poi. Qualcun altro? Basta? Allora possiamo stendere le nostre mani verso di loro per benedire questo nuovo anno. Signore Gesù, mettiamo davanti a te questa sera questo nuovo anno di questi nostri fratelli, sorelle, l'anniversario di matrimonio di Dani, di Marcos, il compleanno di Catrini, di Angelina, di Paolo, Signore, perché tu possa concedere a loro un anno pieno di gioia, pieno di pace, un anno pieno di realizzazioni, un anno pieno della felicità e della salute che viene da te, ma soprattutto, Dio, ti chiediamo un anno pieno della tua presenza nella loro vita, e per questo come Chiesa ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a voi,
Allora che questa stessa benedizione possa essere sulle nostre vite. Finiremo prima delle 10:30, Che questa stessa benedizione possa essere sulle nostre vite. Chiederemo in questo momento a Dio di riempire la nostra casa, le nostre famiglie, con la sua gioia, con la sua pace, con la sua allegria. Che Dio possa versare la sua salute sulle nostre vite, salute fisica, salute emotiva, salute spirituale. Che Dio possa riempire questa settimana della sua presenza, dei suoi segni, dei suoi prodigi, delle sue meraviglie, che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione dello Spirito Santo possa essere con tutti quanti noi. E in quanti siamo? Noi siamo uno!